Salve, oggi ci immergiamo in un argomento davvero caldo, di grande attualità strategica, i missili ipersonici. Abbiamo dato un'occhiata a diverse fonti, sai, video tecnici, analisi sulle implicazioni per la difesa, soprattutto qui in Europa, in Italia. L'idea è un po' fare il punto. Esatto, perché non basta dire sono veloci. Vogliamo capire cosa li rende speciali davvero e chi li sta sviluppando. Si parla di Stati Uniti, Cina, Russia, anche Iran. E soprattutto perché rappresentano una sfida così grande per i sistemi di difesa che abbiamo adesso. Giusto. Esploreremo un po' le tipologie, quelli piananti, quelli con motori scramjet, cose così. E vedremo come le nazioni stanno rispondendo a questa, sembra una nuova corsa agli armamenti, no? Proprio così. Allora, iniziamo questo approfondimento. Ok, allora, partiamo proprio dalle basi. Cosa vuol dire ipersonico? Non è solo una questione di andare fortissimo. La velocità conta. È come. Parliamo di Mach 5, cioè 5 volte la velocità del suono, minimo. Ma, come dicono le fonti, non è tutto lì. Il punto chiave è che devono essere anche manovrabili. Ah, manovrabili. Sì, durante il volo ad altissima velocità, non come i vecchi missili balistici, sai, con quelle traiettorie prevedibili. E devono essere precisi. Pensa che in teoria un missile americano potrebbe arrivare in Cina in, 18 minuti? Distanze enormi, a velocità pazzesche. Mamma mia, 18 minuti. Impressionante. Quali sono le categorie principali? Le fonti ne citano diverse? Guarda, principalmente ne emergono 3. Primo, i missili con motore scramjet. Gli USA ci puntano molto. In pratica respirano aria dall'atmosfera a velocità folli per bruciare idrogeno. Hanno bisogno di un razzo all'inizio, un booster. E la sfida tecnica, lo sottolineano tutti, è la combustione, che avviene a flusso supersonico, molto complessa. Capisco. E poi? Poi ci sono i veicoli plananti ipersonici, HGV li chiamano. Qui abbiamo ad esempio il cinese DF-17. Dicono sia già operativo, anche contro le portaeree, con una gittata bella lunga, sui 2500 km. Operativo già? Sì. E l'americano Arrow. Questi vengono lanciati da un razzo, poi si staccano e, appunto, planano verso il bersaglio. Il vantaggio è che volano più bassi dei balistici e manovrano, quindi difficili da beccare per i radar. Ok. Però l'Arrow americano, quello lanciato dal B-52, ha avuto un sacco di problemi nei test. Non è facile per nessuno, ecco. Usa l'energia cinetica, Mach 20 all'impatto, ma il programma è costato miliardi e ancora non ci siamo del tutto. Accidenti. E la terza categoria? La terza sono i missili balistici aerolanciati. L'esempio più famoso è il russo Kinzhal. Viene lanciato da un caccia, un MiG-31, usa un motore a razzo, diciamo più tradizionale, per arrivare a Mach 12. Ha una gittata di 2000 km e l'hanno usato davvero in Ucraina. Può portare testate normali o nucleari. Quindi è già stato testato in combattimento. Esatto. E anche l'Iran ha annunciato il suo, il Fattah. Dichiarano Mach 13-15. 1400 km di gittata. Bene, il quadro delle tecnologie è chiaro, ma arriviamo al punto dolente che emerge dalle fonti, la difesa. Si possono fermare queste cose? Mettono in crisi anche i sistemi super avanzati come, l'Iron Dome? Allora, mettiamola così. Iron Dome è bravissimo contro razzi lenti, a corto raggio, ma non è progettato per questo tipo di minaccia, né balistica né ipersonica. La vera notizia, quella che preoccupa, è che la combinazione di velocità, manovra e quota più bassa mette in difficoltà anche i sistemi di difesa missilistica top. Parliamo del Patriot PAC-3 americano, del THAAD, dell'Arrow 3 israelo-americano. Quindi anche i pezzi da 90? Sì, persino il nostro sistema europeo, il SAMPTET, ha un'efficacia limitata o, nulla contro queste minacce specifiche. Decenni di investimenti in scudi antimissile sono messi sotto pressione. Quindi, fammi capire, al momento non c'è una protezione sicura garantita? E soprattutto dimostrata sul campo contro gli ipersonici. Le fonti parlano chiaro. È una corsa tecnologica pazzesca per sviluppare contromisure. Servono nuovi sensori nello spazio, intercettori molto più agili, difese su più livelli, ma siamo ancora in pieno sviluppo. E questo ovviamente alimenta quella che chiamavi una nuova corsa agli armamenti. Chi è avanti?
Beh, le fonti concordano che Russia e Cina hanno mostrato capacità operative per prime. La Russia, come dicevamo, ha pure usato il Kinzhal. Gli Stati Uniti stanno investendo cifre enormi per recuperare. Hanno vari programmi, LRHW Dark Eagle e l'HWC. E l'Europa? Sta a guardare? No, affatto. L'Europa si sta muovendo, sia a livello nazionale, la Francia ad esempio, sia collettivamente. Ecco, a proposito di Europa e Italia, una delle fonti parlava dell'European Sky Shield Initiative, l'ESSI, e della posizione un po' cauta dell'Italia. Che cos'è esattamente? Sì, l'ESSI è un'iniziativa guidata dalla Germania per comprare insieme sistemi di difesa aerea. Parlano dell'Iris-T tedesco, del Patriot americano, dell'Arrow 3 israelo-americano. L'Italia e anche la Francia hanno mostrato più cautela. Perché? Perché preferirebbero spingere su sistemi europei. Ah, come il SAMT. Esatto, come il SAMT, che è prodotto da MBDA, un consorzio a cui partecipiamo noi, i francesi, i britannici. L'idea è sostenere l'industria europea. Scelta industriale, capisco. Ma al di là di quale sistema comprare, l'Italia sta investendo concretamente in questo riarmo generale. C'è un impegno. Assolutamente sì. Le fonti lo confermano. L'Italia partecipa pienamente. C'è l'obiettivo NATO del 2% del PIL per la difesa da raggiungere entro il 2028-2030. Si parla di decine di miliardi di euro di spesa e c'è la volontà di aumentare parecchio la produzione nazionale di missili, plus 40% nel 2025, addirittura plus 100% nel 2026. Wow! E poi partecipiamo a fondi europei come l'EDIF, a progetti chiave come il nuovo caccia GCAP e c'è anche uno studio specifico, ID Square, proprio sulla difesa da minacce ipersoniche. MBDA Italia sta crescendo a ordini importanti e si lavora già alla nuova generazione del SAMPT, la NG. Ok, quindi tirando un po' le somme, i missili ipersonici non sono più roba da film di fantascienza. Sono una realtà tecnologica che sta già cambiando gli equilibri. Mettono una pressione enorme sulle difese che abbiamo e chiaramente stanno alimentando una nuova, complessa corsa agli armamenti in tutto il mondo. In Europa, in Italia, sia per provare a sviluppare queste armi, sia, forse soprattutto, per capire come difendersi. È una doppia corsa, in effetti. E chiudiamo magari con uno spunto di riflessione che emergeva dalle analisi. In un'epoca in cui la difesa sembra arrancare dietro ad armi così veloci, così imprevedibili, che ruolo resta alla deterrenza? Quella classica, basata sulla minaccia della represaglia. Vale ancora il vecchio detto «si vis pacem parabellum», preparare la guerra per volere la pace? Bella domanda. È una domanda aperta, fondamentale direi, per capire la sicurezza dei prossimi anni, dei prossimi decenni.